Vediamo insieme i risultati della 13ª giornata di andata dell'Eccellenza Sicilia Girone A. Alba Alcamo Parmonval 1-1, Atletico Campofranco contro Selinunte 2-1, Pro Favara Gela pareggia con il risultato di 1-1, Troina Sport Club Nissa 0-0, Licata Calcio Riviera Marmi 2-2, Mazzara Calcio Mussomeli 0-0, Paceco Marsala 4-0 e Castelbuono Dattilo Noir 2-0. Vediamo ora la classifica. Al primo posto troviamo sempre Paceco con 29 punti, seguito da Troina e Alcamo con 24 punti. A seguire troviamo Riviera Marmi e Folgore Selinunte rispettivamente con 22 e 21 punti, Parmonval con 20 punti, Dattilo Noir e Nissa con 19 punti, Polisportiva Castelbuono 17 punti, Mussomeli 16 punti. Nella parte bassa della classifica infine troviamo Licata Calcio e Atletico Campofranco con 15 punti, Mazzara Calcio con 12 punti, Pro Favara con 10 punti, Marsala con 8 punti e Gela con 6 punti. Vediamo infine gli incontri del prossimo turno dell'Eccellenza Sicilia Girone A. L'anticipo del 10 dicembre vedrà Parmonval contro Mazzara. A seguire, l'11 dicembre, vedremo sfidarsi Dattilo Noir contro Licata Calcio, Folgore Selinunte contro Troina, Mussomeli contro Campofranco, Castelbuono contro Marsala, Riviera Marmi contro Alcamo, Nissa contro Pro Favara e infine Gela contro Paceco.